Stando a queste immagini non sembra impensierire i trevigiani il coronavirus. Come si vede al mercato, una sola persona oggi indossava la mascherina. In effetti, stando alle risposte, molti considerano improbabile un contagio. Io la prendo sul ridere, ma sono appena uscito dall'ospedale e il virus è a 30 km da qua, mi scusi, chi che non si mette la mascherina che la prende troppo facilmente la cosa. Preoccupati per l'infezione, è a 30 km da qua. Altro che, ci mancherebbe altro. E come mai non usa allora la mascherina? Ah, proprio non ho paura io, per queste cose, non ho paura, per l'amore di Dio. No, signora, ma non la vedo con la mascherina, non è preoccupata per l'infezione? Bisogna mettere anche la mascherina anche perché ho problemi respiratori. Comunque speriamo bene, anche perché questi qua non sono andati in Cina, queste due persone. Appunto, ma perché non mette la mascherina allora? Perché mi manca ancora più respiro. Problemi di respiro, mi sentirei a soffocare. Non è preoccupato? No, sono preoccupato per i bambini. Io sono grande, ho 86 anni, sono un besaliere. Perché preoccuparsi? Beh, insomma, c'è un'infezione in corso. Sempre c'è in corso, c'è un'influenza di maiali, sempre c'è in corso. No, da noi non paura gente da Ucraina, per noi sempre Da c'è noi, influenza. da noi C'è influenza, freddo, guerra, c'è tutto tosse, quanto. c'è tutto da noi. Noi Noi ci moriamo abituati. sempre. Lei si è messa la maschera di carnevale, non la mascherina per l'infezione. No, fino al momento no. Ma perché non è preoccupata dell'infezione? Anzi, troppo preoccupata. E allora non era meglio se si metteva una mascherina sanitaria? Non ho messa perché sennò non era carnevale. Non è preoccupato per l'infezione? No, al momento no. Se non Però è peggiora- a 30 km da qua. Lo so, a Padova c'è il morto. Eh. Lo so. Però non sarebbe meglio mettersi una mascherina? Benazzi Ma dice... non si trova più le mascherine, non ne c'è più neanche il commercio. Ma perché no, quando si mette la mascherina qua a Treviso? Perché Non c'è nessuno, guarda, tutto il mercato che ho girato, non ho visto nessuno con la mascherina. Sì, sono preoccupato, ma oggi sabato penso che un domani andrò a sciare al Col Margherita. La preoccupazione invece è, ma sono con gli amici e riprenderò questi pensieri lunedì. Per il momento voglio gustarmi questo weekend. Quindi diciamo la mascherina la mette a lunedì? Per la mascherina lei lo sa già, ma io le ripeto, le farmacie sono sprovviste. Anche volendo andare a comprare la mascherina non esiste. Sono stato nella mia farmacia a Possagno, perché io abito a Possagno, e sono introvabili. Non resta che sperare bene. Fatalisti i trevigiani, insomma. Eh sì, abbastanza. Va bene, buona giornata.